Abbiamo la presentazione ai soci da parte di Rodolfo Costa. Gli orologi della vita, divagazioni sul premio Nobel 2017 per la medicina fisiologia. Ti invito. Grazie, ringrazio Grazie. il Presidente e l'Ufficio di Presidenza per questo invito a riferire sul premio Nobel per la medicina e fisiologia 2017 ed è per me anche un'occasione per ringraziare Gian Antonio Danieli con molta gratitudine per avermi, oramai molti anni fa, fatto amare la genetica e avviato alla ricerca. Se sono qui oggi devo molto a lui. Gli orologi della vita, il premio Nobel per la medicina e per la fisiologia 2017. È stato attribuito a questi tre genetisti americani, Jeff Hall, quello con il cappello, Michael Rosbash al centro e Michael Young, per le loro ricerche nel campo della dissezione genetica e molecolare del meccanismo che genera questa ritmicità endogena che chiamiamo orologio circadiano. I loro laboratori hanno dato dei contributi fondamentali alla comprensione del come funzionano questi orologi. Sono tre genetisti e sono tre drosofilisti, cioè hanno compiuto i loro studi e la loro dissezione genetica utilizzando un organismo modello che è la drosofila o più comunemente conosciuta come il moscerino della frutta, un eccellente modello per studi di tipo genetico e molecolare. Che cosa sono gli orologi circadiani? Cercherò di spiegarlo nel corso di questa breve comunicazione, ma vale la pena di dire che sono inizialmente dei meccanismi che si sono evoluti praticamente in tutti gli esseri viventi, dai batteri ai mammiferi, sotto una spinta, una pressione selettiva che è quella dovuta alla rotazione terrestre. Tutti gli organismi vivono in un ambiente che è sottoposto a dei cicli di luce e buio incessanti durante tutta la loro vita. E questa è una risposta adattativa che, grazie a questo orologio, consente agli organismi di anticipare le variazioni ambientali nel dominio temporale circadiano e di adattare la propria fisiologia, la propria biochimica, il proprio comportamento a questo fenomeno. Detto questo, prima di raccontarvi brevemente che cosa hanno fatto questi tre importanti ricercatori, i quali vi dico solo che sono tre personalità completamente diverse. Jeff Hall, a sinistra, è un personaggio molto eccentrico, imprevedibile, colto, in pensione da qualche anno e adesso insegna ogni tanto la storia della guerra di secessione americana all'Università del Maine, per dire dei suoi interessi molto particolari. Michael Rosbash al centro è un personaggio invece competitivo, un mastino della ricerca, anche arrogante a volte, una forte personalità, e quello più a destra, Michael Young, è invece quello che si può definire nel senso alto del termine un gentleman, sia da un punto di vista umano che da un punto di vista della scienza, della sua funzione di scienziato e di ricercatore. I primi due hanno condiviso 30 anni di ricerche alla Brandeis University, vicino a Boston, e il terzo, Michael Young, è da 30 anni circa professore alla Rockefeller University a New York. Questi sono i due laboratori che hanno portato poi alla scoperta, alla definizione dei meccanismi che generano questa ritmicità. Ma la storia parte da più lontano e, come spesso succede, chi ha consentito loro di arrivare a questo grandissimo successo è Seymour Benzer, un grandissimo genetista, di formazione un fisico, ottiene un dottorato in fisica e comincia a lavorare su questo, si occupa della fisica dei semiconduttori e il suo nome è legato alla definizione e alla costruzione dei primi cristalli di germanio capaci di sopportare alte tensioni, che sono stati utilizzati poi per costruire i primi transistor e che hanno valso il premio Nobel per la fisica nel 1956 ai tre fisici, ingegneri che hanno costruito i primi transistor.
Già in quell'occasione Seymour Benzer sfiora il premio Nobel, ma è uno spirito inquieto, legge in quegli anni What is Life di Erwin Schrödinger, si innamora dell'idea della biofisica, della biologia e decide di abbandonare i semiconduttori, va immediatamente a Cold Spring Harbor e partecipa a un corso di biologia molecolare sui fagi batterici, sui batteriofagi, apprende queste tecnologie, va a Parigi con una borsa, con un grant dove sta 2 anni con Monod e Jacob, e poi va anche a lavorare con Francis Crick e infine pubblica dei lavori bellissimi che fanno la storia della genetica e che definiscono negli anni immediatamente successivi alla definizione della struttura della doppia elica del DNA le proprietà del DNA, l'unità di ricombinazione, l'unità di mutazione, il concetto di cistrone, dei lavori bellissimi, e sfiora il Nobel una seconda volta. Poi si stanca anche di questo e decide di occuparsi di comportamento. Qualche secondo per dire che sono anni difficili per occuparsi di genetica del comportamento, sono gli anni del dopoguerra e sono gli anni dei tristi ricordi delle aberrazioni che la scienza del nazismo, per esempio, aveva operato nei campi della genetica, dell'eugenetica, per esempio. Seymour Benzer approccia questo argomento con grandissimo rigore e, assieme a una scuola, a dei collaboratori, comincia a occuparsi di neurogenetica e ad isolare dei mutanti comportamentali utilizzando come organismo modello per l'appunto il moscerino della frutta, questo oggetto che vedete qui, e lo fa legando il suo nome a una serie di lavori bellissimi. La sua storia è descritta in questo volume Time, Love and Memory, perché i suoi mutanti sono mutanti per il tempo, la cronobiologia, per gli aspetti che riguardano la riproduzione, il corteggiamento, love, e per quanto riguarda anche la dissezione genetica e molecolare della memoria, con i suoi mutanti per la memoria breve, lungo e medio termine nel moscerino. Ma lo ricordiamo oggi per aver isolato, assieme a Ronald Konopka, un suo postdoc, i primi mutanti per la ritmicità circadiana, quello che ha consentito poi ai 3 genetisti di cui ho parlato prima di dissezionare l'orologio. E lo fa isolando 3 mutanti, 3 mutazioni allo stesso gene, per lo stesso gene. Non entro troppo nel dettaglio, ma questo può essere utile poi per comprendere anche altre cose che dirò. Lo fa analizzando i ritmi sonno-veglia di questi moscerini. Questo è un moscerino normale. La veglia è in giallo, la parte in blu è la notte, quando dorme, i moscerini dormono più o meno come noi, e questi sono giorni successivi, giorni di 24 ore, e vedete questo è un moscerino che capiamo subito, ogni giorno si alza e dorme più o meno alla stessa ora, ha un periodo di 24 ore. Seymour Benzer isola dei mutanti, moscerini che ogni giorno, ogni 24 ore, anticipano il momento in cui dormono, e questo avviene in condizioni in cui non ci sono stimoli ambientali che dicono loro quando è giorno e quando è notte, e quindi questo è un esempio di un mutante che ha una giornata più breve delle 24 ore, una giornata endogena, il suo orologio endogeno detta il tempo in un dominio temporale circadiano, ma il periodo è 19 ore. Questi altri mutanti hanno una giornata di 28 ore, molto più lunga, e questo è un insonne aritmico, non ha un vero pattern di alternanza sonno-veglia, è privo di orologio, è come se non avesse un oscillatore che gli detta il tempo del sonno e della veglia. Questi mutanti, scoperti nel 1971, sono stati appunto descritti e mappati, come si dice nel gergo della genetica, in una regione del genoma di Drosophila, che poi è stata analizzata finemente dagli altri scienziati di cui ho parlato prima. Beh, perché allora il premio Nobel a Jeff Hall, Michael Rosbash e Michael Young? Michael Young e Jeff Hall erano entrati in possesso di questi ceppi, di questi mutanti, e nei tempi in cui la biologia molecolare era
nella sua giovinezza, nella sua prima gioventù, lentamente hanno cominciato a pensare che potevano utilizzare questi nuovi approcci di biologia molecolare per clonare, sequenziare, arrivare al gene period che era stato identificato attraverso i mutanti da Seymour Benzer. E lo fanno con degli splendidi lavori in competizione, ne accenno molto brevemente. Questi sono i primi due lavori che compaiono nell'84, quindi 13 anni dopo l'identificazione del mutante comportamentale. Ci sono voluti 13 anni a quell'epoca per trovare il gene e sequenziarlo, capire dov'era e come era fatto, e lo fanno con due splendidi lavori in competizione. E vedete, questo è Michael Rosbash da giovane e Michael Young da giovane, alcuni loro collaboratori, due splendidi lavori nei quali descrivono di aver identificato e clonato il gene. Qualche mese dopo provano con due altri splendidi lavori, Jeff Hall e questo qui da giovane, quello con il cappello visto prima, e con due splendidi lavori dimostrano che quel gene clonato e sequenziato effettivamente è quello responsabile della ritmicità, perché usando il mutante aritmico, che possiamo considerare un mutante malato, privo di orologio, e inserendo con le tecniche della biologia molecolare quel gene clonato, quei mutanti, come dicono i titoli di questi due lavori, ripristinano una ritmicità circadiana. Questi sono stati due lavori che hanno segnato l'epoca della cronobiologia molecolare moderna. E poi questo è un ricordo, un aneddoto, non succede quasi più nulla per alcuni anni. 1989, però, in una conversazione molto libera davanti a una lavagna in un laboratorio in Inghilterra, io ricordo ancora Jeff Hall, uno dei tre, che ipotizza un possibile meccanismo per il funzionamento dell'orologio. E dice, secondo me il gene period viene trascritto in un messaggero, il messaggero tradotto in una proteina, la proteina rientra nel nucleo di un ipotetico neurone orologio e inibisce la propria stessa trascrizione. Lui dice questo è l'ossatura del clock, il modello del clock. È, voglio dire, ingenuo se vogliamo pensare che questo possa essere dovuto a un solo gene e una sola proteina, ma in buona sostanza è quello che a distanza di anni si è rivelato essere il meccanismo a retroazione negativa che è il segreto di tutti gli orologi circadiani. E lo ha fatto quel disegno, ha ipotizzato questo, perché nel suo laboratorio e in quello di Michael Rosbash, questo postdoc stava dimostrando che quel gene viene trascritto e tradotto in proteina con una ritmicità circadiana. Ogni 24 ore c'è un massimo di messaggero in rosso e ogni 24 ore un massimo di proteina in blu. E il segreto di questo orologio, come dirò poi, è il ritardo che c'è tra l'accumulo della proteina e l'accumulo del messaggero. Non succede ancora nulla per parecchi anni. Bisogna arrivare al 1995, prima che sempre nel laboratorio di Michael Young alla Rockefeller a New York venga identificato un secondo gene orologio che viene chiamato timeless, perché il mutante è senza tempo, non è in grado di misurare il tempo. Questo per darvi un'idea della lentezza iniziale e del fatto che inizialmente era molto difficile isolare questi geni. Poi che cosa succede? Succede che negli anni successivi, dal 95 al 2000, 2005, 2010, c'è un'autentica esplosione di conoscenze e oggi è come se noi guardassimo dentro al nostro orologio da polso, sono noti decine di ingranaggi, cioè di proteine orologio e quindi di geni orologio implicati nella genesi di questa ritmicità circadiana. Ma come funzionano gli orologi circadiani? Ovviamente cercherò di essere leggero, funzionano, come ho detto, con dei loop trascrizionali a retroazione negativa. Cosa vuol dire? Esistono dei geni, più di uno, period, timeless, per esempio, che vengono trascritti perché dei fattori di trascrizione riconoscono questi geni e li accendono. Questi geni vengono trascritti nei relativi RNA messaggeri che poi vengono tradotti in proteine orologio. E queste proteine orologio
vanno incontro a una serie di eventi post-traduzionali, come si dice, cioè che le manipolano queste proteine, e questi eventi sono essenziali affinché inizialmente queste proteine vengano manipolate, degradate addirittura, il che sembra un non senso, ma è questo quello che genera quel ritardo tra accumulo del messaggero e accumulo della proteina, che è fondamentale affinché poi questi cicli di retroazione si autosostengano, non vadano all'equilibrio e continuino a perpetuarsi incessantemente durante tutta la vita di un organismo. Queste proteine orologio, una volta accumulate e raggiunto un certo valore soglia, rientrano nel nucleo e inibiscono la trascrizione dei propri geni. Questo si è evoluto, come ho detto prima, in risposta ai tempi della rotazione terrestre e in quelle che i cronobiologi definiscono condizioni di free running, di corsa libera, quello che succede se ci mettiamo per un mese in un bunker privo di segnali provenienti dall'esterno che ci dicono quando è giorno, quando è notte, il telegiornale, il sole, le albe, i tramonti. Questo dura all'incirca 24 ore, cioè è la ragione per cui noi abbiamo degli orologi circadiani, non perfettamente che battono il tempo ogni 24 ore e chiudono un ciclo, ma circa 24 ore, quando siamo in free running. Quando viviamo nel mondo reale, le albe e i tramonti e molti altri segnali, quelli che i cronobiologi chiamano Zeitgeber, ci sincronizzano ogni giorno in maniera perfetta sulla rotazione terrestre, sulle 24 ore della rotazione terrestre. Questo è quello che caratterizza, è diciamo così, un meccanismo generale di funzionamento degli orologi. Poi, lo faccio solo scorrere, sono stati trovati, come ho detto, molti altri geni, qui riconosciamo period, timeless, abbiamo la sensazione che questo sia il loop, la retroazione negativa, e conosciamo anche dei fotorecettori che sono importanti per catturare la luce dell'alba, del tramonto, del giorno, che è il modo con il quale la maggior parte degli organismi viventi si sincronizza sulla rotazione terrestre. Ma poi la drosofila, il modello drosofila è stato inizialmente e continuamente un modello che ha permesso di cercare le informazioni su altri organismi. Oggi sappiamo, come ho detto, che cianobatteri, muffe, funghi, piante, animali hanno orologi circadiani. Ma è il nostro, quello dei mammiferi, è stato un continuo ping pong tra conoscenze in drosofila e conoscenze nel mammifero che ha portato a capire come è fatto, dove è localizzato e che cosa succede se questo orologio funziona male, se lo maltrattiamo, se si rompe. E nella seconda parte di questa breve chiacchierata io volevo dare qualche informazione per quanto riguarda questi aspetti. Dov'è localizzato il nostro orologio circadiano? Quello del moscerino sta nel cervello del moscerino, circa 150 neuroni studiatissimi, entro i quali questo master clock organizza la ritmicità dell'intero organismo. E il nostro? Il nostro è localizzato in una regione profonda dell'ipotalamo, sopra il nervo ottico, si chiamano nuclei suprachiasmatici dell'ipotalamo, due piccole strutture simmetriche, più piccole di 2 fagioli, costituite da circa 20.000 neuroni in totale, all'interno dei quali avvengono queste oscillazioni molecolari con una ritmicità circadiana che costituiscono il nostro master clock. Come si sincronizza questo master clock? Quasi prevalentemente attraverso la percezione della luce, attraverso la retina, l'occhio, con una connessione monosinaptica tramite il tratto retino-ipotalamico, ecco, e questa luce, questa informazione, albe, tramonti o luce artificiale, sincronizza il nostro orologio master, il quale non è l'unico orologio che possediamo. Tutti gli organismi pluricellulari, si è capito, che posseggono anche molti altri orologi, quelli che vengono chiamati gli orologi periferici. Virtualmente ogni organo, tessuto, perfino ogni cellula sembrano capaci di avere un oscillatore endogeno circadiano che detta il tempo nel dominio delle 24 ore. E a cosa servono questi orologi? Beh, oggi cominciamo a capire che servono a regolare fenomeni, metabolismi, biochimici, fisiologici
locali nel fegato piuttosto che nel cuore, piuttosto che nel rene, e questi orologi periferici sono gerarchicamente dipendenti dal master clock, che tende a tenerli sotto controllo in sincronia, non sempre ci riesce, ma questi orologi, e questa è un'acquisizione molto recente, periferici, possono essere anche in grado di dare del feedback al master clock, anche se in genere prevale, diciamo così, la gerarchia master periferici. Oggi cominciano a diventare molto importanti, per esempio, le informazioni su questi orologi periferici, perché, per esempio, per quanto riguarda il metabolismo, il fegato ha un orologio molto importante e il cibo, l'alimentazione, la restrizione negli orari in cui, per esempio, mangiamo, può avere delle implicazioni molto importanti per il benessere dell'organismo, mediati da questi orologi periferici. Ebbene, abbiamo visto dove stanno. Adesso vi faccio vedere e non vedere, nel senso che è una slide che corre rapidamente, com'è una rappresentazione molto, come dire, semplificata di quello che è l'orologio circadiano del mammifero oggi. Eccolo qui, non entro nel merito, è solo una di quelle cose che si fanno vedere per dire non guardiamola se non superficialmente, riconosciamo dei loop, è piena di loop a feedback negativo, positivo, e tutto ciò genera questa ritmicità nel nostro cervello, come abbiamo visto, ma anche in periferia. Cosa possiamo dire? Molti ingranaggi, molti geni, molte proteine, un po' di più di quelli del moscerino, neanche poi tanti, ma i due orologi sono sostanzialmente simili, sono fatti con gli stessi ingranaggi, gli stessi mattoni, poi il bricolage evolutivo ha fatto evolvere dettagli, particolarità di funzionamento che sono tipici di ogni grosso raggruppamento tassonomico. Bene, perché sono importanti per la nostra salute? E qui è l'ultima parte di questo intervento, cerco di dare delle idee. Beh, spesso si sottovalutano gli effetti del maltrattamento, per esempio, del nostro orologio circadiano, e a volte possiamo anche attribuire al qualche guasto di questo orologio, a qualche danno piuttosto ingente, un fenotipo, un comportamento, una sindrome che fino a poco tempo fa era sconosciuta. Quindi qualche commento su quello che succede quando questo orologio si guasta o quando viene maltrattato. Comincio con una cosa di parecchi anni fa. Questa è stata la prima sindrome del sonno, detta sindrome dell'avanzamento familiare della fase del sonno, in qualche modo, come dire, evocata da questa immagine che vedete qui. Dorme di giorno ed è sveglio di notte, insomma, ecco. Ma questa sindrome dell'avanzamento familiare della fase del sonno, dopo aver visto prima i mutanti di Benzer e Konopka, possiamo descriverla rapidamente. Se questi sono giorni successivi della registrazione del momento in cui un soggetto normale va a dormire, in una situazione in cui le albe e i tramonti si succedono regolarmente nel mondo reale, capiamo che quello è un individuo che ha un periodo normale di circa 24 ore, no? Di 24 ore perché è sincronizzato dalle albe e dai tramonti. Questo individuo, che dopo 2 giorni viene messo al buio costante, potrei essere io, uno di voi, dimostra che il suo orologio endogeno in corsa libera non è un periodo di esattamente 24 ore, ma un po' di più in questo caso, in altri casi può essere un po' di meno. Lo deduciamo da questa inclinazione della metà circa dell'attività del sonno. Questi individui che hanno questa sindrome hanno questo comportamento. In luce buio, cioè nella vita reale, la loro giornata è di 24 ore, ma la fase del sonno geneticamente è anticipata di 4-5 ore. Cadono addormentati a metà pomeriggio e si alzano poco dopo la mezzanotte. Non c'è niente da fare. E se li mettiamo in buio costante, capiamo che la loro giornata è un po' come il mutante di Benzer, period short, è molto meno delle 24 ore, cioè è una giornata breve. Di questa sindrome in quegli anni si è anche capita la ragione molecolare. Uno dei geni orologio, il period del nostro orologio, che è
omologo del Pirio del moscerino, il primo gene scoperto da Konopka e Benzer e poi i 3 Nobel, ha una mutazione che è un singolo nucleotide, quindi una mutazione puntiforme, come si dice in gergo, che è la causa di questa sindrome. È la prima malattia del sonno su base circadiana, come dire, descritta anche a livello genetico. Ma senza cercare le sindromi, noi possiamo anche guardare a noi stessi. Qui dentro, se io chiedessi a voi chi è mattiniero, chi è serotino, chi si ritiene un intermedio, probabilmente troveremo che c'è una notevole variabilità tra di noi. E come possiamo utilizzare questa informazione e capire il perché? Beh, un modo intanto di definire se uno è mattiniero, serotino, intermedio, eccetera, non è tanto di chiedergli quanto dorme. Indipendentemente dal quanto uno dorme, quando uno dorme, può essere la maniera di descrivere il cronotipo, il tipo, com'è un individuo da un punto di vista della sua ritmicità sonno-veglia, e quando dormiamo è descritto in modo semplice ma efficace dal mid-sleep. Che cos'è il mid-sleep? Pensate quando vi addormentate e quando vi svegliate, per esempio nei giorni festivi, quando approssimate quello che vorrebbe fare il vostro orologio endogeno, quando non avete l'impegno della lezione o dell'ufficio o della scuola. La metà di quel periodo in cui dormite è il vostro mid-sleep. Se è molto anticipata nella notte sarete dei mattinieri, se è molto posticipata sarete dei serotini. Ecco. E questa per esempio è la distribuzione del mid-sleep nella popolazione europea. La frazione più elevata ha il mid-sleep che cade tra le 4 e le 5 di notte, ma come vedete ci sono individui che hanno mid-sleep molto anticipati o molto posticipati. Siamo fatti così. Questo mid-sleep però, che ci caratterizza, serotini, mattinieri, non è costante lungo tutta la nostra vita. È interessante vedere questa rappresentazione piuttosto semplice del variare del mid-sleep, qui sono le ore nella notte in cui cade il mid-sleep, e nei maschi e nelle femmine è un fatto che cambia con l'età. È la ragione per cui i ragazzi e le ragazze nell'adolescenza cominciano a spostare nella notte il loro mid-sleep rapidamente, di alcune ore, e questo spiega perché insomma, c'è tensione in genere tra genitori e ragazzi per l'ora in cui ritornano e così via, ma insomma fisiologicamente questo è spiegato da questo spostamento del mid-sleep nella notte fino alla fine dell'adolescenza. Questo è un marcatore di fine dell'adolescenza. Quando cominciano a rientrare prima la sera, lo fanno prima le femmine, circa un anno e mezzo prima dei maschi, invertono questa tendenza e poi, quando si arriva ai 50-60 anni, i due sessi generalmente, questi sono valori medi, tendono ad avere il mid-sleep che coincide. Questo è un dato interessante, ma per tornare ai nostri premi Nobel, Michael Young l'anno scorso pubblica un bellissimo lavoro, i premi Nobel li ho messi con una sorta di aureola gialla fin dall'inizio per distinguerli dai collaboratori, ecco, pubblica un lavoro molto bello in cui trova l'opposto di quella sindrome descritta e scoperta nel 2001. Questa è il contrario, la sindrome del ritardo familiare della fase del sonno. Questi individui hanno una mutazione in uno di questi geni orologio, per cui l'orologio in qualche modo rallenta, e invece che girare più veloce, in free running, e ha come conseguenza nel mondo reale lo spostamento della fase del sonno. Vedete, se questi pallini sono il mid-sleep di soggetti normali, questi sono il mid-sleep, la metà, l'ora in cui cade la metà del sonno, nei soggetti che soffrono di questa sindrome. La loro metà del sonno cade in orari in cui la maggior parte della gente si alza al mattino. Ed è una spiegazione molto bella di un'altra sindrome. Allora, senza pensare che a questi due eccessi, ognuno di noi cade nell'intervallo che c'è tra la sindrome dell'avanzamento e la sindrome del ritardo della fase del sonno. E qui vi faccio vedere due cronotipi estremi che potrebbero essere seduti qui davanti a me. Questo è un soggetto mattiniero, tipicamente mattiniero. Vedete che nei giorni di lavoro, le barrette più scure, va a letto e si alza ogni giorno
più o meno la stessa ora, e più o meno la stessa ora va a letto e si alza nei giorni festivi. Questo è un soggetto estremamente mattiniero. Questo è un cronotipo decisamente serotino. E cioè, qui si vede che usa una sveglia, che qualche volta non la sente o la dà buca, e che durante il weekend dorme molto più a lungo. E che cosa possiamo dire di questo soggetto? Possiamo dire che la differenza tra il mid-sleep nei giorni feriali e nei giorni festivi è rilevante, qui non lo è, e questa differenza viene chiamata oggi jet lag sociale. Più uno è serotino e vive così, e più avrà un jet lag sociale imponente, importante, che sarà causa di un deficit cronico di sonno durante i giorni feriali e durante i giorni di lavoro per tutta la sua vita lavorativa, in cui vive così. Oggi sappiamo che le stime dicono che più del 70% della popolazione europea è in jet lag sociale. Se prolungato a lungo questo fatto può avere delle conseguenze. Adesso vediamo quali. E innanzitutto uno si può chiedere, ma non ci abituiamo a questo modo di vivere che abbiamo deciso di adottare? Se l'è chiesto Till Rönnenberg, un collega tedesco che è stato anche molte volte nostro ospite, visiting professor all'Università di Padova, il quale ha studiato da questo punto di vista la popolazione tedesca e si è posto questo problema. Siamo influenzati dal tempo sociale, da quello che per convenzione abbiamo deciso di adottare, i fusi orari, eccetera, o siamo come tutti gli altri esseri viventi, io dico sempre i papaveri, le lucertole, le mucche, che vanno con la ritmicità naturale, voglio dire, le loro giornate sono scandite dal sole e dal buio naturali. Bene, se questa prima fosse la spiegazione, fosse un'ipotesi ragionevole, non ci dovremmo aspettare differenze nel mid-sleep, nel punto in cui cade la metà del sonno, dei tedeschi. Quello che ha trovato è sorprendente. Ha trovato che il mid-sleep dei tedeschi si sposta nella notte di 4 minuti per ogni grado di longitudine, che differenzia la parte est dalla parte ovest della Germania. Esattamente il tempo che impiega il Sole a percorrere un grado di longitudine, 4 minuti. Il messaggio di questo esperimento, ripetuto più volte su molti campioni diversi, io ho fatto quello dei tedeschi, ci dice che possiamo decidere di vivere come vogliamo, artificialmente, ma noi siamo, come tutti gli esseri viventi, sincronizzati dalle albe e dai tramonti, quelli veri. Allora questo che cosa vuol dire? Che chi vive a occidente dentro un fuso orario, alla mattina deve alzarsi alla stessa ora, alle 9, alle 8, alle 7 per andare al lavoro, ma la sera il sole tramonta dopo e siccome siamo sincronizzati dai ritmi naturali di luce e buio, possiamo sfuggire a questa cosa. Chi vive a ovest dentro un fuso orario accumula durante i giorni lavorativi, ovviamente, un po' più di deficit di sonno di chi vive a est. Dipende da quanto lontani sono questi individui. L'esempio che faccio sempre è quello dentro il nostro fuso orario, di chi vive a Praga e chi vive a Santiago de Compostela. Quasi 1 ora e mezzo di differenza tra l'alba e il tramonto nelle due località. Ma l'orario delle banche, degli uffici, delle fabbriche è lo stesso. E questo vi dice che questo ha delle implicazioni enormi in termini di livelli di jet lag sociale, anche all'interno di un fuso orario. Poi, che cosa possiamo dirci? L'ora legale è un qualcosa che abbiamo deciso di aggiungerci, tanto per non, farci mancare nulla, con l'ipotesi che questo faccia risparmiare, da un punto di vista energetico, costi, eccetera, alle società. E queste nazioni in blu sono più o meno quelle che adottano regolarmente l'ora legale. Ma adottare l'ora legale in primavera e dismetterla in autunno, cosa vuol dire? Che per 6-7 mesi noi decidiamo di vivere come se fossimo a Istanbul, cioè un fuso orario più a est, vivendo qui. Cioè i nostri orari sociali li stabiliamo come quelli e poi pensiamo che, passati i primi giorni in cui qualcuno ha un po' di malessere, ci si adatta. Se noi abbiamo visto adesso e compreso il significato di quel
grafico che ci dice che viaggiamo con il Sole anche noi, è come se pretendessimo di adattarci a un qualcosa che invece ogni giorno ci sincronizza sul dove siamo. E non possiamo pensare che viviamo in armonia con il nostro orologio circadiano, decidendo degli orari sociali come quelli di un fuso orario più a est. Si sa, questo è uno studio di qualche anno fa, sul New England Journal of Medicine, si sa che nei giorni immediatamente successivi al cambio dell'ora in primavera, cioè quello che ci allontana e ci porta a Istanbul, per esempio, il numero degli infarti al miocardio aumenta significativamente. Uno può dire, beh vabbè, sono situazioni già a rischio e questo cambio accentua questo rischio e qualcuno ne paga le conseguenze, ma pochi. E vi faccio vedere adesso un qualche cosa che rappresenta una delle figure di un lavoro, di uno studio che si è concluso da poco all'Università di Padova e coordinato dalla dottoressa Sara Montagnese del Dipartimento di Medicina, che ci dà qualche altra informazione. E qui vedete rappresentati i ricoveri in pronto soccorso, i codici bianchi, nelle settimane che precedono l'entrata in vigore dell'ora legale in primavera, e vedete che c'è un incremento significativo che perdura per tutta l'estate di codici bianchi che sono strettamente correlati con questa shift dovuto all'ora legale, che poi diminuiscono quando in autunno si torna all'ora naturale. Ora, siccome ogni ricovero o visita in pronto soccorso ha dei costi per la comunità, la stima grossolana che si può fare è che questo costi alla sola azienda ospedaliera di Padova centinaia di migliaia di euro all'anno, se, è sempre prudente dire se, come riteniamo, questo aumento di casi di andata al pronto soccorso sia riferibile a questo disagio, a quest'ora in più di jet lag sociale che aggiungiamo a quelle che già, specialmente i serotini, come dire, sperimentano quotidianamente durante la loro vita. Bene, e veniamo alla parte conclusiva. I lavoratori soggetti allo shift work, alle turnazioni, qualcosa di molto più pesante, tutta una vita spesa a turnare ogni 24 ore, medici, infermieri, lavoratori dell'industria pesante, dell'industria alimentare. Oggi si sa con certezza che sulla base di studi epidemiologici formidabilmente solidi e ottenuti da, come dire, gruppi molto importanti, che chi si espone a shift work lungo tutta una parte importante della propria vita è esposto a rischi maggiori di sviluppare patologie come quelle che qui menziono, cardiocircolatorie, infezioni metaboliche, tumori, eccetera. In Danimarca donne che lavorano di notte e quindi si espongono a turnazioni, eccetera, e che sviluppano tumore al seno, hanno per esempio di default un diritto ad avere un risarcimento perché viene riconosciuto il principio causa-effetto, insomma, no? La relazione tra queste due cose. E concludo facendovi solo due esempi che riguardano però una cosa che fino a qualche anno fa, pur avendo queste informazioni, rendeva il tutto ancora poco spiegabile. Ma perché chi perturba cronicamente il proprio orologio ha maggiori probabilità di sviluppare infezioni o di sviluppare tumori? Da alcuni anni, per la prima volta, cominciano ad emergere meccanismi molecolari, spiegazioni a livello molecolare che correlano la perturbazione cronica dell'orologio alla patologia. Faccio due esempi molto superficialmente. Uno riguarda per esempio la propensione a sviluppare infezioni. Oggi sappiamo che nel derma, nell'epidermide, ci sono degli orologi locali che regolano l'attività dei geni di quelle cellule e molti di questi geni sono implicati nella risposta immunitaria. Una prima difesa che abbiamo, per esempio, è quella mediata da derma ed epidermide. Ebbene, molti di questi geni sono attivi di giorno, pochi di notte. È ovvio che se perturbiamo il nostro orologio e viviamo di notte le nostre attività, ci esponiamo di notte a rischi di infezione, abbiamo difese immunitarie meno efficienti e questo può essere una delle spiegazioni
molecolari dell'aumentato rischio. Tumori, qui la cosa è molto delicata, ma oggi sappiamo che l'orologio circadiano e il ciclo cellulare sono accoppiati. Mancano ancora delle informazioni per capire esattamente come, ma oggi sappiamo che per esempio delle molecole come period, le proteine come period che sono componenti dell'orologio, interagiscono quotidianamente con checkpoint, con molecole importanti per stabilire il destino di una cellula che può essere orientato verso una sua naturale senescenza o che, se perturbato, può portare a un aumentato rischio di progressione cellulare e di divisione cellulare, che è un po' l'anticamera, se volete, della proliferazione cellulare incontrollata. Ecco, oggi sappiamo che esistono dei meccanismi molecolari che collegano orologio circadiano e divisione cellulare. Ho cercato di dare, come dire, una panoramica di quelle che sono le conoscenze, anche se rapidamente, che abbiamo oggi circa il nostro orologio. Chi mi conosce sa che a questo punto a me piacerebbe anche andare avanti, ma mi sento un po' come il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie e non reggo alla tentazione. Non si sente l'audio, pazienza, mi sono dimenticato io di collegare il microfono, ma ho la sensazione di essere un po' in ritardo e di questo mi scuso, e quindi vi lascio con un suggerimento. Se volete saperne di più, questo è uno splendido libro scritto da quel collega tedesco che ha fatto il cronotipo dei tedeschi, per l'appunto, e che contiene in 24 capitoli, come le 24 ore, con delle storie scientificamente rigorose ma appealing, molte informazioni su quello che sono cronotipi, jet lag sociale, la nostra vita quotidiana. E con questo vi ringrazio per l'attenzione.